Allora, no, sto sorridendo perché stavamo commentando il fatto dicendo, si andrà in pensione, le generazioni che sono un po' lontanucce dalla pensione, che hanno cominciato a lavorare tardi perché sono state all'università, perché non hanno trovato lavoro, per tante ragioni, senza essere studenti ma hanno qualche anno in più, dicono riuscirò a percepire la pensione. Poi hanno fatto delle proiezioni, hanno visto che cosa percepiranno di pensione, cose che veramente neanche la minima attuale riesce a raggiungere. Immaginiamoci voi studenti, pensate di avere la pensione. Però sorrido perché il segretario diceva sì, diciamo sempre sì, giusto? Assolutamente sì, nel senso che bisogna eliminare l'idea che ma io tanto la pensione non la prenderò mai, perché questo dopo su questo ci risponde la nostra studentessa. No, prego. No, perché come dire, è quello che vorrebbero farci credere. Tra gli argomenti poi che ci accomunano, come dicevo in altre occasioni, c'è proprio anche quello di un sindacato dei pensionati che tra le proprie priorità, io vorrei dire forse una delle più importanti lotte che stiamo facendo, è quello di un cambiamento del sistema previdenziale che dia maggiori prospettive ai giovani. Quindi, come dire, lottiamo assieme, così come tantissimi anni fa, quando io ero giovane, e quindi quando anch'io pensavo che la pensione dovesse arrivare chissà fra quanto, ma come dire, così come si fece allora, anche oggi lo SPI e i pensionati sono assolutamente in campo per dire non solo, come dire, difendiamo la nostra pensione, ma soprattutto lavoriamo per la pensione dei giovani, perché poi i giovani sono i nostri figli, sono i nostri nipoti, certo. Non è che stiamo parlando di come dire, entità, entità a noi estranea, per cui siccome noi pensiamo che la cosa migliore che dovremmo fare è di lasciare una situazione ai nostri figli e ai nostri nipoti migliore di quella che abbiamo trovato noi ragioniamo in questi termini, qui non possiamo dire noi siamo a posto e gli altri no, noi partiamo dal presupposto che la nostra lotta insieme ai giovani è per dare una prospettiva ai giovani. Cosa ne pensa Anna Tesi, Udu Padova? C'è anche un messaggio che è arrivato: se potessimo trasferire le conoscenze e esperienze dei nostri anziani ai giovani, sapete quanto tempo risparmiato, dice un telespettatore. Ma sì, può essere vero, poi è proprio per questo che è importante costruire un rapporto che sia intergenerazionale, trovarsi in luoghi fisici, fare aggregazione, passare del tempo insieme, capire proprio dell'andare oltre anche quella che è un po' la narrazione che vuole vedere studenti e anziani come generazioni contrapposte che non possono andare d'accordo. No, è il contrario, studenti e anziani devono poter passare del tempo insieme e trasferire anche le proprie conoscenze tipiche magari di una generazione, che vuol dire che gli studenti possono fare ad esempio dei corsi di informatica per gli anziani, oppure come stiamo facendo sul territorio padovano, gli anziani possono fare dei corsi di panificazione per gli studenti. Insomma, sono tutte esperienze che noi viviamo quotidianamente e che proprio per questo ci arricchiscono e ci fanno anche credere di più non solo nel nostro futuro, ma anche sul fatto che appunto non sono generazioni che debbano andare in due sensi opposti, ma che debbano anzi aiutarsi, collaborare, stare insieme. Ecco, un altro aspetto che vi ha visto uniti ma poi da molto tempo è quello della legalità, no? Di cui SPI-CGIL si fa promotore, fautore, certo, eccetera, quindi sono i cosiddetti campi della legalità. Che cosa ne pensate? E questi riguardano anche studenti più giovani. Sì. Vai, allora, i campi della legalità sono un'esperienza incredibile per gli studenti, nel senso che appunto passare una settimana o 2 settimane in un bene confiscato a capire qual è la realtà del territorio, a capire qual è il fenomeno mafioso e come contrastarlo, è un'esperienza che ad esempio il sistema scolastico non offre, e in questo senso è fondamentale la collaborazione tra studenti e pensionati che insieme organizzano questi campi, questi ritiri, perché soprattutto mi viene in mente al nord-est, in cui raramente si parla di fenomeno mafioso, invece è fondamentale costruire una cultura della legalità, costruire una cultura che trasmetta ai giovani dei valori che siano di un mondo diverso, di un mondo migliore, secondo insomma
i principi che ci legano su questo. Quindi è molto interessante questo aspetto, ma anche il fatto di dire che raramente si parla, perché poi in realtà forze dell'ordine, prefetture eccetera sollecitano il parlarne, perché la mafia ormai è tra di noi, anche qui nel nord-est, anzi è ben radicata. Quindi un attimo che leggo questo messaggio: i problemi non hanno età e periodo, c'erano ai miei tempi come ci sono oggi, magari diversi ma sempre con la stessa intensità, che è un po' quello che diceva anche lei, certo, è scritto il nostro telespettatore. Quindi è importante per coinvolgere in realtà diverse, che però sono anche tra di noi, perché se un giovane è preparato può magari cogliere dei sintomi, dei segnali che poi possono provocare anche dei coinvolgimenti grossi. Certo, noi pensiamo che la legalità sia proprio un filo conduttore che lega le generazioni. Noi organizziamo da anni questi campi della legalità nei territori dove come dire, storicamente c'è questo fenomeno, quindi tra la Campania, la Calabria, la Sicilia, e mettiamo assieme i pensionati, i giovani studenti universitari e medi, li mettiamo a contatto con chi vive quella realtà, chi ha lottato per liberarsi di questa tragedia, e li mettiamo a confronto con i tutori dell'ordine, con magistrati, cioè diamo ai giovani la possibilità di capire, comprendere il fenomeno, per poi portarlo a casa, nel senso che non è quella settimana, le 2 settimane non sono fine a se stesse, ma poi gli strumenti come dire, che in qualche maniera di quali vengono in possesso devono essere utili nella quotidianità e nel proprio vivere, esatto, e nella trasmissione proprio nelle scuole, nelle università, tra giovani rispetto a questi problemi, a questo grande problema. Un'altra questione, con cui ci sarebbe da parlare tantissimo, però un'altra questione che è interessante e controbattuta poi, per carità, perché anche qui ci sono vari punti di vista: diffondere la memoria e la Costituzione, la memoria della storia dell'antifascismo e della resistenza, promuovere la conoscenza della Costituzione, perché ci sono delle mancanze di conoscenza, corrette? Certo, assolutamente. Noi fin dalle scuole superiori in realtà viviamo un sistema scolastico che non riesce a coprire, diciamo, tutta la storia, o meglio tutta la storia di cui avremo bisogno, esatto, di sapere, e creare un legame e creare delle iniziative insieme anche a chi la storia l'ha vissuta, a chi ha vissuto anche determinati periodi della nostra Repubblica, penso dagli anni 60 in poi, insomma tutte queste parti di programma che alle scuole superiori non esistono e all'università studia solo chi studia storia, quindi tutto il resto degli studenti ne viene a conoscenza solo se magari coltiva una passione e cerca di informarsi per conto suo, è fondamentale, anche perché è veramente molto difficile immaginarsi un futuro senza sapere da dove veniamo e senza sapere quali sono anche tutti i fenomeni che hanno caratterizzato il nostro paese e che insomma hanno posto le basi per quello che facciamo adesso. L'esempio della Costituzione, ad esempio, appunto, ci sono tantissime cose che riguardano la nostra vita quotidiana, che riguardano anche il diritto allo studio. Capire da dove arrivano tutti quegli impulsi, qual è la storia del nostro paese è fondamentale. Quindi per voi sarebbe stato importante che anche a scuola venissero affrontati? Sì, assolutamente. Sì. Questo è un bellissimo esempio di come viene colmato però una mancanza del sistema scolastico. Certo, perché tanto passa il tempo, la storia è sempre più lunga, però ci sono magari dei capitoli che vengono saltati in pieno. E lo stesso a voi interessa gli anni 70? Certo, sono anni di cui appunto a scuola non si parla perché non eravate neanche nati, mai, tra l'altro. Esatto. Noi non eravamo nemmeno nati, stavano nascendo i nostri genitori o non erano nati nemmeno loro ormai, e quindi è come un buco gigante nella storia del nostro paese, con cui non solo il nostro paese non è riuscito a fare i conti del tutto, ma che a noi non viene nemmeno raccontato, quindi parlarne con chi ha vissuto questi anni, con chi è stato testimone della storia
è un metodo, cioè è un modo per elaborare anche quello che è successo e capire veramente il nostro paese, quello che viviamo quotidianamente, anche i motivi per cui scendiamo in piazza. Arriva tutto da quello che c'è stato prima e parlarne è fondamentale. Trasmettendo che cosa relativamente in modo particolare agli anni 70? Beh, sicuramente quelle che sono state le grandi battaglie e le grandi conquiste degli anni 70, lo Statuto dei lavoratori, e oggi pensare a qual è il mondo... Le prime lotte femministe. Esatto, le grandi lotte della fine degli anni 60 che hanno portato a questa che è stata la grande conquista per il mondo del lavoro, che è stato appunto lo Statuto dei lavoratori. Partendo dal presupposto, prima parlavamo ma perché i giovani hanno dei problemi, hanno qualche problema in più, è il fatto che oggi il mondo del lavoro purtroppo sta riproponendo un modello che è quello antecedente allo Statuto dei lavoratori. La grande riforma della sanità, le grandi conquiste, il diritto al divorzio, il diritto all'aborto, il grande movimento femminile e femminista, come dire, gli anni 70 sono stati, per chi invece come me li ha vissuti, è stato un momento storico di grandi battaglie e come dicevo prima, di grandi conquiste. E siccome oggi molte di queste conquiste si vogliono mettere in discussione, trasmetterle ai giovani per noi è, come dire, un passaggio di testimone e la consegna di, come dire, un lavoro che devono portare avanti, devono continuare a portare avanti loro. Sì. Quindi è un aspetto anche questo molto importante e interessante, no? Perché effettivamente ci sono tutte le generazioni che è come se fosse la storia del passato e anche magari remoto. Allora torniamo su questi temi, restate con noi su canale 19, scriveteci naturalmente, avete l'opportunità di fare le vostre osservazioni, noi ci vediamo tra poco.